Ma l'artista di cui ci occupiamo stasera, che ha una presenza notevole, no? Nel museo con tante opere, è per molti versi un artista, direi, attualissima, per una serie di ragioni. Non è solo perché la sua opera più passa il tempo e più cresce, quindi si dimostra attuale dal punto di vista proprio della sua arte, ma anche perché ci sono una quantità di elementi che ci dicono che sono problemi, diciamo, ancora vivi, quelli che lei ha portato così in evidenza alla ribalta. Louise Nevelson è un nome d'arte, il suo vero nome è Lea Berdiansky ed è una quartogenita, cioè secondogenita di una famiglia di quattro figli, nata in un sobborgo vicino a Kiev, dunque Ucraina. Una volta si diceva, fino a qualche decennio fa, si diceva Russia, adesso giustamente si deve dire Ucraina. Quindi questo è già un elemento di attualità, in qualche modo, perché lei non si è inventata adesso di essere nata in Ucraina, ma appunto nel 1899, quindi la sua nascita 2 secoli fa. No? E questo è un elemento, diciamo, che per qualche ragione si può prendere in considerazione, visti i tempi che stiamo vivendo, con una guerra terribile, drammatica, con vittime, con una tragedia, una vera tragedia, che pensavamo veramente che appartenesse all'antitempo, ad un altro secolo, all'Ottocento, con una guerra, e invece ci tocca di nuovo assistere a questo fenomeno. Ecco. E l'altro aspetto è che è una delle artiste, non dovrei dire donne, perché già la desinenza le distingue, tra le prime che ha posto fortemente, no? Il problema della condizione al femminile nell'arte, cioè della donna che è artista. Ma la fortuna. Quindi a un certo momento, uscita dalla biblioteca, è andata a casa con le mani sulla testa dicendo: ma che mi è successo? Perché ho detto questa cosa? Non capisco, cioè non capiva perché aveva fatto una dichiarazione così esplicita che riguardava il suo futuro lontano, perché in realtà a 12 anni non si fa niente, non si fa nella scrittura, né forse fa i bastoncini a scuola o qualcosa così, insomma. Ecco, ma questo per dirvi di che tipo di personaggio stiamo parlando. Cioè qualcuno che aveva già chiaro il proprio, in una certa misura, almeno intuitivamente il proprio destino. Ecco, allora io farei qui subito un elenco che ho preparato, l'ho scritto perché non ce la faccio a ricordarmi tutte le cose che ho, diciamo, individuato nella sua identità. Me le leggo proprio così come le ho notate, no? Che sono, secondo me, gli argomenti, le problematiche che non possono essere eluse o in qualche modo, diciamo, evitate pensando a una persona di questa qualità, di questo tipo, e soprattutto appunto poi ad una donna artista, una donna molto coraggiosa che ha dimostrato di interrogarsi ma anche di rispondersi subito su quello che doveva essere il suo destino. Gli argomenti che noi tratteremo stasera a proposito di questo artista sono proprio questi: il destino individuale, la tenacia di una ambizione individuale, il fluire imponderabile degli eventi intorno a una identità come la sua, le scelte che ogni volta questa persona ha dovuto compiere, un amore molto forte di sé, però legato all'amore dell'arte,
legato a un'idea. Il problema della condizione femminile in quegli anni, quindi ieri, ma anche oggi, la salute fisica per fare l'artista, soprattutto lo scultore, lei è uno scultore, ma anche la salute psichica, di cui spesso lei è stata fragile. Poi diremo perché. Dobbiamo occuparci degli affetti personali, ma anche degli incontri imprevisti che non erano così facili da concepire, ma che sono stati determinanti per la sua vita. Quindi c'è un problema con il caso, con la casualità molto forte nella sua vita. Un problema che riguarda le sue radici. È una ragazza giovanissima che nasce da una famiglia ebraica che emigra molto presto, nel 1905, lei è del 99, quindi aveva 6 anni, e vanno in America. Il padre faceva un'attività che può essere comparata con quello del falegname che poi si industria, diventa costruttore addirittura di casette, case di legno, perché in America in quegli anni molte case erano di legno. Una volta io sono andato a visitare una casa che era considerata un cimelio storico, era successiva alla guerra, diciamo, di indipendenza, quella di Washington, era addirittura un'abitazione comprata da Sol LeWitt, l'artista americano, e sulla quale c'era una lapide, questa era una delle case più antiche d'America, perché non era di legno, perché le case erano di legno. Infatti quando ci sono gli uragani spesso portano via tutto, insomma, tolto a New York, insomma, a Los Angeles, però ecco, insomma, questo per dire, le case in legno hanno fatto la fortuna di molti di questi, diciamo, falegnami, carpentieri. E poi ecco, saper governare tutto ciò, tutto quello di cui abbiamo parlato, attraverso molte avversità, vedremo quali ci capita di riflettere, una attenzione spasmodica alle cose che la circondano, gli oggetti, gli elementi del corretto, della vita, dai più effimeri ai più importanti. Ci intratterremo su questa problematica dell'oggetto, e poi un innato, un senso spiccato per l'aver cura delle cose. Questa è un'attitudine che non è tutte le persone, non hanno tutte le persone. Aver cura delle cose che si ritengono obsolete, abbandonate, scartate, dimenticate. Ecco, e poi alla fine la rivendicazione di uno stato interiore di sensibilità che subito lei definisce essere una sensibilità della donna, e dunque al femminile, che lei difende coraggiosamente da subito dicendo che non è uguale a quella maschile come sensibilità. Allora io devo dire che personalmente mi sono sempre posto il problema di come fare per riconoscere, senza sapere se l'opera che ho davanti è stata fatta da un artista donna o da un artista uomo, ho sempre avuto il problema di capire come si potesse distinguere questa famosa sensibilità di cui lei si è fatta protagonista e che deve essere qualcosa che appare, altrimenti come si fa a dire è l'opera di un artista donna, è l'opera di un artista uomo? Per farmi aiutare, devo confessarlo, in questa operazione, un giorno di 30 anni fa circa, ero con l'amico Johannes Gachmann, che è un mostro nazionale svizzero, e abbiamo fatto un'intervista a Meret Oppenheim. Meret Oppenheim in quegli anni frequentava abbastanza l'Italia, era venuta a Roma dove aveva preparato una mostra, l'abbiamo incontrata, abbiamo parlato, e io le ho rivolto la domanda e ho detto: scusi Meret, come si fa a capire se l'opera è di un artista donna o di un artista uomo senza sapere chi ha fatto un'opera?
E mi ha detto, Oppenheimer ha detto, il problema non c'è, non esiste, perché l'arte è androgena. E devo dire che mi ha lasciato di stupido. Allora, una certa androginia, per chi ha guardato, osservato i comportamenti, diciamo, creativi della Leverson si riscontra, anche proprio fino alla fine della sua vita, quando lei, dopo aver lavorato spesso con il legno, soprattutto, e si diceva che è una materia duttile, adatta a una donna, no, manca per niente, perché alla fine ha fatto delle gigantesche sculture a New York d'acciaio che sono alte 10 metri, con una fusione diciamo termoelettrica, cioè adoperando strumenti che operano tradizionalmente operati molto robusti, sposta materiali, insomma, questa sua androginia si può anche riscontrare. E allora il problema forse non esiste, anche se però, poi lo vedremo durante il corso della riflessione, in America a un certo momento molto precocemente, stiamo parlando degli anni 30, si fa una mostra intitolata diciamo, alle artiste americane, donne. Quindi c'era già questo tipo di stimolo, ecco, e l'aveva addirittura fatto il Whitney, dunque un museo dove ci sono solo esclusivamente artisti americani. E il problema, dicevo, oggi è quasi diventato un problema obsoleto, anche se la Biennale di Venezia, non più tardi di 4 mesi fa, ha fatto una mostra solo dedicata alle donne. Io ho trovato il fenomeno un po' tardivo, onestamente, non l'ho trovato di grande originalità. E poi penso che, avendo frequentato molto alcune artiste come Marisa Merz, come Carla Cardi, come Meret Oppenheim, come Dalamaino, che le artiste, diciamo, brave, di valore, non abbiano mai desiderato essere, diciamo, ghettizzate entro l'ambito solo delle artiste di sesso femminile, ma volevano essere invitate nelle mostre come artiste, cioè evidentemente. E io trovo molto giusto tutto questo, perché è vero che c'è stata una discriminanza nel tempo, nei secoli, fino ad oggi, insomma, ma oggi mi sembra che le cose stiano molto cambiate. Se voi frequentate un'accademia di belle arti o le università, eccetera, il 90% oggi sono artiste, donne, c'è pochi artisti, diciamo, uomini. Dunque questo problema sta cominciando a diventare un problema un po', diciamo, consumato, non si può non riconoscere che lei è stata una militante delle prime ore a media, quando non era così facile, parliamo anche degli anni 20, 30. Anzi, direi che c'è stato un momento che, scusate, ho fatto un lapsus, che la Louise Nevelson ha capito che per rompere, diciamo, un certo tipo di resistenza anche nell'ambiente artistico, dove gli artisti, tra virgolette, uomini, non facevano molto, diciamo, perché entrassero anche delle artiste donne nei loro gruppi, nelle loro mostre, eccetera, quindi c'era una discriminazione. Anche in quel momento lei ha capito che per rompere tutto questo forse bisognava fare un'attività molto forte di comunicazione sociale, cioè di aprire la sua casa, invitare gente e dare, diciamo, serate di drink, di insomma, molto gioviali, molto, diciamo, amichevoli. E da questo poi mettere sul terreno il problema della creatività femminile e cominciare a farlo digerire, a farlo apprezzare. Quindi questo è stato. Ecco, io ho fatto questo elenco di argomentazioni che vi ho diciamo letto in qualche modo, perché poi ce n'è da ultimo uno di argomento che li riassume un po' tutti e che è modestissimamente una tesi personale di lettura dell'opera della Louise Nevelson e su cui mi baserò stasera per questa mia conversazione. L'argomento è il problema della memoria. Il problema della memoria nell'opera d'arte, il
problema della memoria nell'opera d'arte di Wisner in particolare. Cioè, lo dico già diciamo a priori, io penso che tutta la sua arte si possa leggere a partire da questo aspetto che riguarda la memoria come elemento appunto storico, demonico, che va sia indietro che avanti, diciamo. La memoria come teatro, così, della mente, nel quale la Louise Neves, credo, abbia situato tutte le sue invenzioni. E perché? Beh, cominciamo da un dato di fondo, no? Lei fa la tradizione, diciamo, di artista, va ad imparare il disegno, la musica, viene iscritta ad una scuola da bambina, dal padre che amava la musica, il padre la iscrive subito alle scuole pubbliche e vuole che privatamente abbia lezioni di musica. Questa cosa qui che è importantissima, perché poi lei continuerà ad occuparsi di pianoforte, danza, tutto sempre nel tempo, ha giovato molto a lei, perché io penso che anche qui sopra ci sono delle opere dove l'elemento musicale ritmico è fondamentale, è basilare nella struttura propria dell'opera. L'interazione degli elementi, no? Il fatto che ci sia una situazione spesso lineare, diciamo, con una scrittura, come un pentagramma, diciamo, sul quale sono collocati gli oggetti, le forme. Ebbene, la memoria richiede un primo momento di evocazione forte, no? Che cos'è questa problematica della memoria? La problematica della memoria, fino a un certo punto, non esisteva. Ha cominciato ad esistere nel Cinquecento, quando bisognava cominciare a redigere la storia del mondo, che cosa era successo sul pianeta. E avviene proprio che una serie di filosofi, di artisti, una serie di antropologi anche litteram, cominciano ad interrogarsi come strutturare, diciamo, il teatro globale, storico della memoria. E uno di loro, si chiama Giulio Camillo, nel Cinquecento, a Venezia, comincia ad inventare una sorta di, diciamo, di teatro, una macchina per collocare i fatti della storia. Vediamo un po' se lo trovo. Ecco. Questo è un ritratto di Erdon, di Louise Neves del 75, e stasera parlerò con Allegra Ravizza di questo fatto che anche su di lei c'è l'attitudine a fare assemblaggio di materiali. Vedete, non gli basta una collana, 2, 3, o il cappello, il cappotto, insomma, lei aveva questa attitudine accumulativa su se stessa, così come poi ha fatto, diciamo, sugli oggetti. Ma l'elemento di cui vi devo parlare, Giulio Camillo, è questo disegno, vedete? Il teatro della memoria, 1510. Giulio Camillo, per ricostruire qual è la memoria, lo scibile umano, inventa un teatro, è profondamente pagato dal re di Francia per questo, ci mette molti anni, fa addirittura una maquette fisica e diciamo, suddivide varie branche della memoria, no? E qui sono tutti scritti questi ambienti, sui vari pianeti, Marte, Giove, Saturno, Apollo, Venere, Mercurio, eccetera, eccetera. Tutto quello che sotto questi segni zodiacali, segni astrali, si poteva, diciamo, elencare. E vedete, questo è solamente uno schizzo di come lui concepiva appunto a memoria come un grande teatro dove sugli spalti piano piano accumulava quelle cose che erano avvenute, gli eventi, le attitudini, eccetera, eccetera, eccetera. No, c'è una corrente però di pensiero così in quel momento, non è l'unico Giulio Camillo. Bisogna pensare che anche per esempio Ramon Lull, filosofo di origine spagnola, tradotto spesso in italiano come Raimondo Lull,
invece è un LUL con due L iniziali. Anche Giordano Bruno, il nostro, diciamo, filosofo di Nola, come sapete, arso vivo dall'Inquisizione a Roma in Campo di Fiori, anche lui si esercita sul problema della memoria attraverso macchine e strutture analoghe. In particolare sia Giordano Bruno che Raimondo Lull inventano un altro tipo di teatro che qui sopra addirittura avrebbe un esempio bellissimo nel Secret Work, questo famoso lavoro con tutti i cubi che vanno ad occupare diciamo, dei cassetti, dei contenitori. È molto bella questa opera per questa ragione, emblematica quasi. Ebbene, l'idea era questa, per ricordare, ma questa era un'antica tecnica anche mnemonica che usavano gli oratori, sin dall'epoca di Cicerone. Addirittura c'è un trattato che è intitolato Ad Herennium, che è solamente un trattato latino per ricordare come articolare una conversazione da parte, per esempio, di un grande oratore, un grande avvocato. Allora, prima questo argomento, poi questo, ma come si fa a ricordare? Fare prima questo, poi questo, poi questo. Ecco, allora l'idea è che uno si immagina avere davanti una struttura come quella della Neves con dei cassetti. Allora, qui metto una mela, qui metto una pera, qui una forbice, qui c'è un calamaio. Allora, a secondo ecco, l'oratore, a quale cassetto faccio riferimento adesso al quinto, sia allora parlo della mela, dell'arancia, eccetera, eccetera. Questa struttura si chiamava i loci, locus dal latino, quindi luogo, i loci, e dentro venivano messe le cosiddette, idealmente, imagines agentes, cioè le immagini che servivano. Guardate che si tratta proprio della scultura di Louise Nevelson, se voi l'andate a guardare. È un armadio fatto per ricordare, come dire, qualcosa, una forma, nel caso suo, una forma. E tutta la modalità di assemblaggio che lei adopera, dal mio modestissimo punto di vista, risponde a questa regola. Io non posso ignorare la cultura da cui proviene Louise Nevelson. È una cultura che alle spalle ha dei filosofi come Leibniz, cioè il filosofo dell'ars combinatoria. È una cultura della Kabbalah, è la cultura del, diciamo, in modo più generico possibile, di tutto quello che riguarda l'esistenza, i rapporti con le cose, quindi una cultura appunto che spesso si parla anche degli oggetti, e dove hai messo questo oggetto, dove si trova quest'altro oggetto. È una cultura domestica, una cultura naturalmente tutti noi facciamo questo impiego, questo sforzo di ricordare dove mettiamo le cose, specialmente in una casa dove abitiamo da tanti anni, eccetera. Credo che tutto questo Louise Nevelson non lo abbia né studiato né, diciamo, appreso e messo in pratica, ma io lo desumo come qualcosa che sta nel DNA, lo desumo come qualcosa che sta nelle radici culturali di questa donna e che quindi lei intuitivamente ha tirato fuori e più volte ha detto questo lei. Io non amo il pensiero cognitivo che si sforza di analizzare, a me piace essere immediata, improvvisa, rapida e mi piace più l'intuizione delle cose che no. Ma questa benedetta intuizione pesca in un deposito inconscio che se ce l'hai, e se no non lo puoi spendere, quindi lei ce l'aveva. Fatta questa premessa, io vi faccio vedere altre cose. Per esempio, questo Johannes Romberg è un incisore del 1533 che parla del congestorium artificiose memorie. Vedete che anche qui c'è tutta una classificazione di oggetti, con i numeri, biblioteca e cappella. Qui c'è i segni, diciamo, religiosi, qui quelli dei libri e così via. E invece lassù la vita, diciamo, quotidiana, no? Anche questo è un esempio interessante, sempre appartenente al Cinquecento. Poi guardate questa icona russa, guardate come è fatta, come è strutturata.
ci sono le storie, no? Ci sono le storie raccontate con una tematica di carattere religioso, ma è scandita, la superficie è scandita con dei riquadri, appunto, dove ognuno di questi riquadri ha un episodio, è un modo di narrare, di raccontare. Se voi sostituite alle figure degli oggetti, siamo vicini alla Nevelson. Questo lo dico perché lei magari non ha mai pensato a questo, però ce l'ha avuto dentro il cervello, ha visto le icone, ha guardato, cioè la bambina, quindi quando lei è andata via questa cosa si è stampata nella memoria. Qui siamo di fronte al quadrato nero di Casimir Malevich, 1915. Perché mettiamo questo quadrato nero? Perché la Louise Nevelson ha detto a un certo momento che per distinguere le cose, per riconoscerle, bisognava trattarle tutte con il nero. Con il nero si evidenziavano le forme, dice lei, riconoscevo le forme. Ecco perché adopera un linguaggio monocromatico, tutto nero, all'inizio. Guarda caso, il nero, che è un colore ritenuto per molti secoli non colore, fino al Settecento era ritenuto non colore, almeno per 4-5 secoli non colore, proprio teorizzato, non è un colore, invece non è vero, perché poi è stato riconosciuto come colore, anzi, noi abbiamo artisti come Soulages, come Louise Nevelson, come Burri, come molti altri. Io ho appena chiuso nella Fondazione Burri, di cui mi occupo, una mostra che si intitola La luce del nero, una mostra fatta solamente di opere completamente nere, e l'ho voluta fare in collaborazione con i non vedenti di 3 istituti italiani, di Milano, di Bologna e di Pesaro, cioè con persone che hanno un handicap evidentemente della vista, ma che vedono meglio di me, perché mi sono accorto, lavorandoci insieme, che loro, toccando le cose, dicono questo è marrone, questo è rosso, questo è giallo, perché il colore ha una temperatura per loro, quindi loro vedono più di me. Ho constatato questo nel fare questa mostra. Sono partito in un modo e sono arrivato in un altro. Ho fatto un'esperienza che vorrei segnalare a tutti, è una cosa straordinaria. Quindi però questo nero è l'analogia del buio, no? Io ho pensato i non vedenti vedono il buio, non è vero, vedono quello che devono vedere attraverso esperienze diverse da quelle dell'occhio, ma vedono. Allora, Casimir Malevich fa questo quadrato nero nel 1915, non so se mi spiego, non è un artista contemporaneo, è moderno, storico. Fa quest'opera come eclisse sul sole, è il sipario per l'eclisse sul sole, è un sipario che ha studiato insieme a Krušenik e altri suoi amici che facevano teatro, per dire è nero, è il sipario che chiude il sole, quindi buio. Quadrato nero su bianco. Poi fa quest'altro lavoro e noi questo lavoro lo vediamo sulle stole religiose, c'è sempre una croce nera negli ortodossi, perlomeno. Quindi Casimir Malevich aveva visto in quel momento questo segno, quindi il segno sempre di oscurità. E poi addirittura questo, che io mi ritrovo qui dentro le opere della Nevelson, dei tondi spesso, guardate qui, ce n'è tanti, ma insomma continuamente l'uso del tondo. Allora, ha visto anche questo? Io lo credo, però siamo sempre nel problema che le cose non è che si conoscono solamente perché uno le ha viste, vengono anche dai cromosomi, vengono dai nonni, vengono dai bisnonni, ce le abbiamo dentro. Allora capite che anche essere artista non è che tu impari, sei artista perché sei artista dentro da tanto tempo, insomma, poi viene fuori questa vocazione. Ecco, questo è molto importante da capire sulla Nevelson, perché se no non si spiega come questa donna fragile, sempre con delle crisi, diciamo, di carattere emotivo, nervoso, eccetera, abbia avuto una tenacia così forte, diciamo, fino alla fine per imporsi in un ambiente come quello dell'arte, che vi assicuro è il più duro che esiste, perché c'è una concorrenza spietata, come dire, partono in 1 milione e arrivano in 3, non so se mi spiego proprio. Quindi bisogna avere molta forza e lei l'ha avuta, no? Vediamo qualche altra cosa che la riguarda, perché il problema è inquadrare lei. Poi
ognuno deve fare la sua esperienza davanti alle opere, io non mi metto a spiegare le opere, io posso dare elementi che suggeriscono, che così servono a fare una riflessione, ad avviare, come dire, una lettura, ma insomma poi ognuno fa la sua di lettura, no? Ecco, guardate quest'opera di Picasso, qui è dichiarato, no? L'assemblage di materiali lignei addirittura, come le ha usati lei. E qui siamo nel 1913. Mandolino e clarinetta. Beh, insomma, non è che tutti lo riconoscono, ma insomma Picasso pensava a quello. Queste sono come le corde di un mandolino, queste 3 righe, eccetera. Insomma, qualcosa si capisce, però poi Picasso non era molto interessato al fatto che tutti capissero, lui stava facendo il suo percorso, la sua ricerca, una ricerca che appunto mette sul tavolo il problema della quarta dimensione, le dimensioni che si conoscevano nell'arte, come dire, in modo consapevole, erano sempre state 3, altezza, lunghezza e profondità, 3. Invece no, la quarta dimensione qual è? Il tempo. Quindi Picasso mette nell'opera il tempo. Come la mette? La mette, voglio vedere gli occhiali, così, 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 così e così. Sono tutti tempi diversi di osservazione. Allora viene fuori una roba così. Non è un matto Picasso, è uno proprio che riflette e dunque vuole vedere l'oggetto dall'alto, dal basso, da tutte le parti, e questo comporta il tempo della visione. E credo che questo sia stato per Louise Nevelson, a sua dichiarazione, dichiarato da lei, una cosa importantissima, è quella che per tutta la vita l'ha guidata, dice lei, l'ha dichiarato lei. Poi faccio vedere qualche altra cosa interessante, sempre un Picasso, ma sempre per vedere questo aspetto dell'assemblaggio, che è una tecnica, diciamo, di raccolta di materiali, oggetti eterogenei, molto spesso obsoleti, abbandonati, buttati, eccetera, o scarti che non servono più, no, che vengono invece reimmessi in una vita formale, significativa, qualificata, fatta di misura, fatta di rapporti cromatici, rapporti fisici, eccetera. Poi vi faccio vedere questo quadro, curioso, no? Siamo nel 16 sempre. Giorgio De Chirico, il grande metafisico, squadre, squadrette, geometrie varie, pezzi di legno, e il grande metafisico alla fine è quello strano manichino che emerge da sopra, ma di cui tutto il corpo è costituito, è come, diciamo, come nel caso della Nevelson, l'ha visto la Nevelson quando era bambino? No, non l'ha visto perché De Chirico stava in Italia, è stato a Monaco, potrebbe averlo visto a Monaco, ma quando? Molto tardivamente, cioè dopo gli anni 30, quindi non si tratta di qualcuno che ha imitato, lo dico perché, però era nell'aria, questo è il problema, no? C'era uno zeitgeist in quel momento, Picasso faceva quello, De Chirico faceva questo, e quindi era nell'aria. Guardate quest'altro De Chirico, una tavolozza dietro degli edifici, architetture, squadre, squadrette geometriche, altre cose, ancora un disegno di De Chirico, e guardate una scatola di Giorgio Morandi, 1918, una natura morta. C'è dentro una sfera, una bacchetta. Guardate che è curioso perché è già quello che il contenitore, diciamo, che ha usato anche la Nevelson poi, no? Delle scatole, prima addirittura scatole, cassette della frutta, i primi lavori erano così, erano proprio cose trovate per la strada, non fatte da un falegname, ecco. E quindi lei li riempiva di queste cose, di questi oggetti. Prima di tutti se ne circondava lei nella sua casa, in privato, e li guardava a lungo, li osservava, quindi ci viveva insieme, ecco, li metteva nella sua vita quotidiana, questi elementi, no? Elementi che poi ritroviamo anche in un artista americano molto importante, ma di 4 anni più giovane di lei, Joseph Cornell, ricordate questo nome? Cornell faceva delle boîte, anche lui delle scatole, questa è ancora Morandi, adesso arriveremo a Cornell. Anche lui faceva queste scatole, ma non possiamo pensare che lei l'abbia viste da lui, perché lei era più anziana, e lui quindi ha cominciato anche a districarsi molto prima. Ecco, poi qui c'è una cosa curiosa, è questo Schwitters, Kurt Schwitters,
Siamo nel 19, quindi è già iniziato il Dada, abbiamo già una militanza di artisti importanti, no? Picabia, Duchamp, eccetera, eccetera. E Schwitters è anche lui un raccoglitore, biglietti del tram, pezzi di legno, cartoncini, cromaticamente combinati, eccetera, vanno a questo tipo di composizione. Adesso non mi ricordo chi, qualcuno, però insomma influente mi verrà in mente. Ha detto Louise Nevelson ha un grand-père, dunque un nonno, che lei non conosce. Il nonno era Schwitters. Però è interessante che a questo critico che ha parlato della Louise Nevelson in America abbia detto la Louise Nevelson ha un nonno che lei non conosce. Vuol dire che lei lo faceva istintivamente e lui voleva dire c'è stato qualcuno che prima di lei ha assemblato il materiale e ha parlato di Schwitters. Ecco. Poi c'è anche però Jean Arp, che qui insomma vanta ampia conoscenza da parte di tutti voi, che anche lui, vedete, faceva assemblaggio con dei legni colorati, ma il problema non è che uno ne faccia 2, 1, 3 e diventa, come dire, colui che ha introdotto questo linguaggio. Per introdurre un linguaggio bisogna persistere decine di anni, non bastano 100 opere e 10 mostre, ci vuole una vita intera. Solo così si può dire Picasso ha fatto il cubismo, Malevich ha fatto il suprematismo, De Chirico la metafisica, Boccioni il futurismo, cioè bisogna ripetere tutta la vita. Fontana ha fatto lo spazialismo e Burri il materialismo, cioè voglio dire, sono artisti che tutta la vita hanno fatto quella cosa lì, hanno dedicato la loro vita come una persona che assume gli ordini religiosi, frate, una suora, cioè questi sono gli ordini dell'arte, ma sono quelli, sono implacabili. Per cui non bastano 10 opere di Arp o 20 opere di Schwitters. Infatti l'opera di Schwitters successiva a questa, che è altrettanto piena, vedete, di assemblaggi di legno, cosiddetta Merzbau, stata l'opera del 33, questa è andata bruciata completamente, distrutta durante la guerra, e Schwitters l'ha rifatta poi dopo la guerra e l'ha definita la cattedrale del mio desiderio erotico, ma insomma capite benissimo, una cosa molto innocente perché è fatta di forme, insomma non ci sono troppi voli di fantasia. Guardate questo Magritte, l'Arbre Savant, ci sono tutti sportelli, dentro gli sportelli c'è una cosa curiosa, no? Del 34, anche questo. La boîte en valise di Marcel Duchamp, dunque una valigia appunto per viaggi, per spostarsi, dove dentro praticamente, in modo emblematico, piccolo, riprodotto, ci sono molte, quasi tutte delle sue opere più importanti. E quindi è la scatola, la valigia, dentro la quale un nomade come lui, perché poi andava in America, eccetera, eccetera, poteva far vedere, come un piazzista fa vedere le sue cose. Duchamp ha fatto quest'opera, che però conserva l'idea appunto dell'aggregazione dei materiali, dell'accumulazione. E finalmente vediamo un Cornell, Joseph Cornell, vedete una scatola rivestita di giornale, così, però c'è un contenitore con degli oggetti molto poetici, molto lirici se volete, però anche molto emblematici, poco ossessivi, sono molto armoniosi, così molto delicati, è più poetico che non, diciamo, rognosamente ossessivo come il linguaggio della Nevelson, che è anche un linguaggio in alcuni momenti, come dire, evocativo, gioioso, in altri anche drammatico, non è sempre così, come dire, ecco, questo lavoro, Moon Spikes, è anche, c'ha un piccolo elemento di aggressività, diciamolo chiaramente. Queste punte, no? Sono belle, però sono anche aggressive a suo modo, quindi dipende dai momenti. Anche questo lavoro qui del 55, Moon Spikes, numero 4, anche questo, no? È un assemblaggio, pezzi di legno trovati, però vedete con tutte
diciamo, cose acuminate, un po', non è la forma tonda, non è la forma contenuta, è la forma che si estende in qualche modo. E poi parleremo di questo problema dell'estensione. Dovrebbe essere Louis Nevelson che forse dice Corà, va bene, lo spirito della Nevelson. Ecco, qui invece cominciamo ad avere proprio alcune sue opere, diciamo, compiute, ecco, della maturità, siamo negli anni 50. Ma lasciatemi dire che prima di arrivare a questa data, la gavetta, così si chiama, la gavetta di questa donna è forte, è dura, perché continua a studiare, si iscrive alla Student League, poi invece sente dire che in Germania c'è un artista che si chiama Hans Hofmann, molto bravo, allora vuole andare in Germania, ma lei nel frattempo ha avuto un figlio con il suo marito, perché il nome è del marito Nevelson, lei si chiamava Berliaschi, abbiamo detto. E allora, intanto questo figlio le condiziona un pochino la vita, poi lei accetta malamente la condizione di essere madre e moglie, insomma ha una neuralgia che dentro di sé comincia a produrre degli effetti, e poi dice io devo viaggiare, devo andare a conoscere, quindi sto figlio a chi lo lascia? Vabbè, insomma c'era la mamma ancora, poi c'aveva 3 fratelli, insomma non era proprio uno che lo poteva mollare per strada, però insomma alla fine è forte, anche staccarsi da un figlio giovane, piccolo, non è che è facile. Lei invece decide che deve andare a conoscere questo artista, Hofmann, a Monaco, dove lui c'era una scuola di cui lei aveva stato. Continua a iscriversi alle scuole, vuole continuamente imparare, scuole di musica, scuole di danza, scuole di pittura, scuole di disegno, continua, perché lei pensa che deve ancora prepararsi di più a quello. Pensate che in questo viaggio poi, attraverso l'accompagnamento della moglie di Hofmann, si spostano e vanno a Parigi, perché lei vuole conoscere Picasso. Vanno al Museo dell'Homme, dove lei ha di nuovo un grande shock, perché lì c'è la scultura nera, la scultura africana, e c'ha anche, come si dice, la grande meraviglia di trovarsi di fronte a un repertorio di antropologia enorme, no? Quindi lì proprio vede pieni sorsi queste forme, come dire, non primitive, ma arcaiche, con la loro forza, eccetera. E a un certo momento gli guardi, allora l'appuntamento con Picasso è pronto, si può fare. Che lei vuole conoscere Picasso, la quarta dimensione gliel'ha data lui, quindi i disegni che sono qui del 33 sono fortemente sotto l'influenza di Picasso. Perché sono, vedete, una donna vista da sopra, insomma, era molto rovesciato questo mondo, lei lo vedeva da tutte le parti. Ecco, questa visita da Picasso lei non la compie, non si sente preparata di incontrare questo grande maestro, mentre incontra Hofmann, non lo ritiene poi così eccelso come lei pensava, però guardate che quando Hofmann lascia l'Europa a seguito del nazismo e va in America, lei si iscrive alla scuola di Hofmann, tanto per dire come lei voleva sempre apprendere. Ecco, però non incontra Picasso, si sente in soggezione, ancora ritiene che un maestro così, lei non è preparata, non è pronta. Lo sarà poi, lo sarà più in là, però purtroppo Picasso non c'è più, lei lo sarà e quindi non lo incontrerà più. E quindi tutto questo periodo che va dagli anni 30, appunto, da quando lei appunto, quando questo figlio lascia il figlio in America, va in Europa, viaggia, arriva anche in Italia, visita Giotto, non so dove però, non c'è una grande quantità di informazioni su questo, non so se l'ha visto a Padova, alla Cappella degli Scrovegni, se l'abbia visto ad Assisi, se l'abbia visto a Firenze, non si riporta. Ha visto Giotto in Italia, vabbè, insomma, bisognerebbe andare a vedere tutti i luoghi dove lei è andata in Italia, insomma. Tutto questo periodo molto ampio, fino agli anni 50, dicevo, è un periodo
io ho detto di gavetta, ma di tirocinio molto duro, che lei riesce a mediare attraverso lo studio da una parte e attraverso alcuni contatti che le favoriscono un'introduzione. Uno di questi, per esempio, molto importante, è stato il rapporto con Diego Rivera. Diego Rivera che praticava una pittura muralista a carattere sociale, insieme a Frida Kahlo, la moglie, e diventano amici. Addirittura poi lei farà un viaggio in Messico per andarli a trovare e per continuare a avere questa amicizia, ma va in Messico e soprattutto nel Mesoamerica, nell'America centrale, con la sorella, in un viaggio molto importante perché è molto interessata all'arte del Mesoamerica, l'arte maya, azteca, eccetera. Qui ci sono due incisioni dei primi anni 50, mi pare, sono del 52-53, dove si sente molto lo studio proprio di questa iconografia di carattere mesoamericana. Si vede anche il ritaglio di carta, è fatto con delle forme che ricordano le pianete dei sacerdoti rituali, diciamo, Quetzalcoatl, questi signori qui. È molto forte, diciamo, l'influenza che esercita l'arte mesoamericana sulle sue opere di quel periodo. E soprattutto perché nell'arte mesoamericana c'è molto l'idea dello ziggurat, la sovrapposizione, un certo tipo di strutturazione, di accumulazione, così, ma anche nelle figure, dal punto di vista del cerimoniale, è molto forte questo elemento. Dunque, di tutto questo lei si appropria, beve continuamente, assorbe, fino a cercare di possedere, a qualificare la sua lingua, perché poi lei alla fine ha prodotto una lingua, e questo è il punto chiave di ogni artista, deve produrre la sua lingua per parlare con le sue forme. E lei ci riesce quando vediamo queste opere qui, riesce quando vediamo che dal nero passa al bianco. Dicevo prima che il colore nero è un colore anche, non è stato considerato un colore, ma invece è un colore che negli ultimi 2 secoli ha avuto uno sviluppo enorme. Molti artisti hanno lavorato quasi esclusivamente con questo colore, dandogli molti significati anche simbolici. Allora, da noi si identifica il problema del lutto, no? Diciamo, uno muore un parente perché ha una fascetta nera, oppure veste di scuro. In Cina no, in Cina vestono giallo quando muore qualcuno, scusate, bianco, muore qualcuno si vestono di bianco, quindi il contrario, no? Per cui, vedete che il colore ha un simbolismo a seconda delle culture, a seconda delle città, a seconda dei costumi, però è anche necessario ricordare che il nero è una delle fasi fondamentali dell'attività alchimistica, alchemica, cioè è il colore della cosiddetta nigredo. La nigredo è proprio quando le cose muoiono e vanno nell'oscurità, diciamo, nella distruzione, diciamo, quindi vengono dimenticate nell'oblio, l'oblio come sinonimo di oscurità viene dimenticato. E quindi la nigredo è la prima fase da cui deve nascere e rigenerarsi la forma, almeno nell'attività alchemica, e la prima fase successiva a quella della nigredo, che è un termine latino, è l'albedo, cioè il bianco. E guarda caso lei nel 59, dopo aver già ampiamente esercitato questo colore nero sulle sue sculture fatte di assemblaggi, di accumulazioni, di materiali trovati per la strada, per lo più nell'immondizia. A New York, se voi sarete sicuramente stati, di notte la città, Manhattan, diventa un emporio. Fuori dalle porte mettono frigoriferi, lavatrici, televisori, mobili. Ci sono molte persone, gli homeless spesso si fanno la casa con quello che trovano in strada, vanno a dormire a Canal Street, nella seconda strada, perché almeno possono, diciamo, dormire sotto l'armadio. Questa cosa qui, lì era facile, insomma, per lei era. E d'altra parte lei che era venuta diciamo, da Kiev, no? Dall'Ucraina, a Rockland, che era una località invece periferica, quando si trasferisce per il matrimonio a New York con un amico che era un imprenditore, lei trova tutto questo con facilità. Prima
prima erano cittadini anche molto pulite, quindi a New York c'è la ronda, quindi è facilitata da questo, diciamo, ritrovamento del materiale che lei riteneva interessantissimo, una gamba di una sedia, una modanatura di un armadio, la spalliera di un letto, tutta roba che gli piaceva, che c'era già una. Ecco il problema. La Louise Nevelson è anche l'artista che non costruisce i pezzi di legno, li trova pronti con la loro forma. E la sua abilità è anche nel metterli insieme, nel trovare armonia tra queste forme. Dunque è un lavoro sulle forme delle forme e quindi è una, diciamo, ricerca formalistica al quadrato, quella sua, molto particolare. E vedete qui in questo tondo, che ripeto è bianco, è del 59, è il primo tra i primi lavori con questo colore, che è passato appunto dalla nigreno all'albeno, con una fase nuova. In 2-3 anni questo colore domina tutta la sua produzione, tanto che alla Biennale di Venezia del 62 lei espone nel padiglione negli Stati Uniti, insieme con un altro artista, solo opere di questo tipo, bianche, assemblaggi bianchi, di color bianco. Quindi nigredo, albedo, e poi c'è un terzo periodo che bisogna conoscere, che è quello degli assemblaggi, di color oro, uniformemente oro, perché dopo il buio e dopo la luce, l'oro è addirittura l'apoteosi della luce, ancora di più. Quindi è come una fase di coronamento un po' della sua ricerca. Arrivato a quel punto lei ha un altro problema. Lei ha il problema che queste opere si moltiplicano nella sua, come dire, bulimia, è una bulimica lei, produce continuamente, perché già sotto casa è piena di, alla Spring Street, nella sua casa del Greenwich Village, vicino al Little Italy, è piena di pezzi di legno raccolti per strada, di notte, di giorno, eccetera. È una persona anche molto, come dire, coraggiosa, frequenta locali molto discutibili, dove c'è la mala, però lei si districa sempre benissimo, una donna eccezionale, capace a, diciamo, dare a ciascuno la sua misura. È una donna anche stimata per questo nel quartiere, la chiamano proprio la principessa di Greenwich in quel momento, perché era una donna che si distingueva, anche portava collane estrose, cappelli, cose pazzesche, vestiti uno sull'altro, insomma molto molto appariscente. Direi che sottolineava molto l'aspetto bohemien della sua identità, della sua vita, ma lo faceva anche per difendersi, lo faceva per, come dire, non dover dare troppe risposte, e tutto era così esplicito. Io sono un artista, quindi faccio quello che mi sento di fare e non c'è bisogno di spiegare niente. Questo era anche uno degli aspetti. Qui abbiamo una Royal Tide numero 3 del 60, ancora un lavoro in oro, vedete uno dei primi 59-60, Royal Winds, che appartiene anche questo alla collezione Marconi di Milano, ancora visibile, e poi c'è questo stupendo Golden Pearl del 62. Dicevo che poi qui succede un fenomeno. Il fenomeno è l'espansione di questi assemblaggi, tanto da occupare non solo le pareti degli ambienti, ma interi ambienti. C'è l'hommage cosiddetto all'universo, l'omaggio all'universo, che è un'opera di 9 metri, che si distingue perché è proprio un'opera di environmental art, cioè di tutto, della creazione di un ambiente. Per cui anche la percezione, quando guardiamo un'opera così, non coglie tutto subito, dobbiamo leggere quest'opera, come dire, in fasi successive. E qui sembrerebbe quasi avere dato corpo ad una profezia. Lei dà corpo a una profezia con questo tipo di arte cosiddetta environmental art, cioè arte ambientale. Non è più l'arte
con un quadro sul muro, una scultura nello spazio, è tutto l'ambiente. La percezione che il visitatore ha è di essere circondato dall'opera, deve avere a che fare per forza con l'opera. Anzi, lei in un certo momento della sua vita fa uno strano esperimento, fa una serie di mostre da un gallerista che aveva avuto fiducia di lei prima di arrivare ad avere i grandi, diciamo, rapporti con le grandi gallerie, ecco. Ha una serie di galleristi, diciamo, ritenuti piccoli ma coraggiosissimi, e con uno di loro addirittura realizza delle ambientazioni di sculture che dice che possono anche essere messe come vogliono i visitatori, il pubblico. Dà il permesso che vengano spostati gli elementi come dei bambini che possono giocarci. Ma questa era una cosa che mai un artista aveva fatto, perché in quell'epoca lì gli artisti dicevano che le opere sono loro, intoccabili. Invece lei scende a patti con l'osservatore, con il visitatore, quindi rende la sua opera agibile, fruibile direttamente. Ecco, questo problema riguarda proprio anche l'estensione dell'opera nello spazio. Ebbene, noi abbiamo, diciamo, un profeta a un certo punto nella storia dell'arte che si chiama Arturo Martini, un artista italiano di origine trevigiana, è nato a Treviso, che alla fine della sua vita, dopo aver avuto un enorme successo, diciamo, pubblico, si rende conto di aver fallito lui dentro di sé, dice: ma io tutta la vita ho fatto una scultura, è tutto da buttare via, mi accorgo adesso. E scrive, questo artista, Arturo Martini, era un artista celebrato anche durante il fascismo in Italia, aveva le commissioni pubbliche, tutto, insomma. E scrive un pamphlet, un libretto, nel 1945, lo consegna alla stampa, muore 2 anni dopo lui, un libretto intitolato La scultura lingua morta, cioè proprio, e dice che lui ha sbagliato tutto quello che ha fatto, perché praticamente ha confuso l'elemento monumentale con l'elemento della scultura. Cioè la statuaria, lui l'ha confusa con la scultura. La scultura si accorge a 2 anni dalla morte che è un'altra cosa. Non è la statuaria. La statuaria è stata la scultura dei greci, dei romani, del Medioevo, eccetera, ma quella che viene praticata ormai nel XX secolo non può più essere la statuaria monumentalistica. E allora è una crisi profonda quella che lui vive. E scrive questo libretto che vi consiglierei di leggere perché è drammaticissimo. È il testamento di un uomo che ha fallito dopo aver avuto tutto, diciamo, l'onore del mondo, tutto il plauso. E poi c'è dentro questo libretto di fallimento ci sono 10 proposizioni, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? 10, che sono una specie di testamento, e in mezzo a questi 10 ce n'è una di proposizione che dice: è come se lui volesse far parlare la scultura, è la scultura che parla, dice: fa che io sia questo, fa che io sia quest'altro, fa di me questa cosa, fai che io sia... E allora poi una delle cose dice: fa che io sia non un oggetto, ma una estensione. La scultura come idea di estensione. E questa sì che è un'idea formidabile, ma lui la nota appena come intuizione. 2 anni dopo Arturo Martini muore, non fa niente del genere. Chi farà tutto questo dopo di lui? Luisa Nevelson. La farà Lucio Fontana con i tagli, con i buchi, con tutto quello che... Cioè, lui ha intuito qualcosa dalla scultura che poi è stato realizzato da questi artisti, dalla Louise Nevelson, con le estensioni nell'ambiente, con la forma dell'ambiente. Quindi, vedete com'è strano, no? Diciamo che nella famiglia, perché è una grande famiglia, quella degli artisti, il problema è lasciare un patrimonio attivo, una lingua che poi possa essere esercitata, modificata, ma una lingua che possa essere parlata. Arturo Martini non era riuscito a fare questo con le opere plastiche,
era caduto, diciamo, in questo equivoco tra statuaria e scultura, e invece dopo di lui ecco che gli artisti capiscono che cos'è l'estensione, è la necessità di produrre opere che appunto coinvolgano l'ambiente e coinvolgano lo spettatore. Qui c'è quel lavoro di cui parlavamo prima, Ancient Secret, vedete i famosi locus, io li chiamavo i loci e le immagini saggentes, qui sono occupati da dei volumi cubici, ognuno ha il suo luogo, più dentro, più fuori, e qui c'è il famoso lavoro sull'ombra, molto evidente. Louise Nevelson a un certo momento più della luce ama l'ombra, perché è l'ombra che definisce i corpi, dice lei, è più l'ombra che fa riconoscere gli oggetti che non la luce. E qui è questo modellare, diciamo, i piani dentro fuori di questi scaffali, appunto produce una morfologia articolata che lei appunto definisce antichi segreti, non è una cosa, il nuovo e l'antico sempre, insomma ecco, qui siamo di fronte a una novità, ma lei dice che sono cose antiche perché vengono dalla memoria, tutto questo viene dalla memoria, sono convintissimo di questo, e quando lei recupera degli oggetti, li recupera perché sono pregni di vissuto, un pezzo di balaustra, uno schienale di una seggiola, sono cose vissute e dunque sono appartenute a qualcuno, a una famiglia, a una persona, sono oggetti subellettri che hanno accompagnato la quotidiana, eccetera. Ma il vissuto cos'è se non memoria? Ecco la chiave, secondo me, diciamo, di un artista di questo tipo, solo che lei è riuscita a, diciamo, a tradurlo in una forma. Ecco l'omaggio all'universo, questo è 9 metri, è del 68, ed è straordinario, è stupendo perché prende un ambiente intero, anzi è difficile anche che ci sia un muro di 9 metri libero per portare una cosa del genere. Questo è quello che è ancora sopra, Dark Sound del 68. Ecco, per esempio, quando dicevamo che lei ha studiato musica, ma qui c'è una ritmica. Se voi andate a vedere questo lavoro sopra, poi lo vediamo, e questo dentro fuori, anche questo sembrava addirittura che ci sia un movimento, come delle pulegge che hanno frizione una con l'altra, c'è una ritmica, una successione, c'è la musica, c'è la musicalità. Sky Zigzag, Tropical Landscape, sono altri esempi che io ho messo qui. Questo è quello che ci avete sopra, addirittura qui ce n'è uno con lo sportello che si apre, tu conosci bene queste modalità, che lei ha preziosamente riempito di cose bellissime. E poi naturalmente si passa, questo è un lavoro enorme, bellissimo dell'80, ma c'ha già tutte le proprietà del collage. Il collage, vedete, è una cosa che segue le grandi installazioni di pari passo, è più segreto perché lei lo teneva vicino, non era, diciamo così, audace in quel momento di portarlo sicuramente fuori, però tanto faceva vedere queste opere più impegnative che venivano apprezzate perché avevano un investimento spaziale molto, molto forte. Questi sono tutti i lavori. Ecco, io ho concluso questa mia conversazione con questa stupenda fotografia, anche che sembrerebbe, diciamo, un po' spiritistica ma straordinaria, con questa espressione che è tutta lei, una fotografia fatta da Robert Mapplethorpe, dunque un artista altro che d'avanguardia, in quell'epoca era un maledetto, considerato un maledetto, siamo nell'86, infatti è morto un odore sulfureo, diciamo, un po' diabolico, ma un grande fotografo, un grande artista. Anche lui, no? Ha usato la fotografia, ma in realtà voleva fare la scultura tutta la vita, secondo me. Io ho fatto una mostra a Lugano di Mapplethorpe e mi sono fatto prestare per la circostanza una scultura vera di Michelangelo Buonarroti da Firenze, che ho messo nella mostra di Mapplethorpe perché secondo me proprio dimostrava che Mapplethorpe voleva fare lo scultore e non il fotografo. Ecco, io ho finito, vi ringrazio, ma se ci sono quesiti sono abbastanza. Beh, magari dopo ne parliamo sopra sì, la cena. Va bene, non sapevo quanto dovessi parlare. Grazie mille.
siamo a piano di sopra, così chi non ha ancora visto la Bene. mostra può vedere dal vivo le opere, poi naturalmente ci farebbe piacere, non so se Allegra devo fare adesso, No, è bello, facciamo una conversazione. Sì, sì.